Buongiorno amici di Archeosarrabus. Oggi è una nuova avventura. Sono qua in compagnia, guarda, ecco qua, di Cesare, padrone di casa qua. Padrone. È il cugino. Siamo nella zona di Monte Suzzipiri, abbiamo già visto il nuraghe che abbiamo anche pulito a metà, la tomba dei giganti. Oggi andiamo a cercare una Domus de Janas che il PPR segna dall'altra parte della montagna, quindi ci ho dovuto combattere un po' prima di... L'ho trovata grazie a lui che me l'ha indicata, mi ha proprio accompagnato e me l'ha fatta vedere. La chiamano Saruta de Sant'Ubi, Sì, la grotta Sapino. perché a quanto pare ci ha dormito San Priamo durante il suo pellegrinaggio, giusto? Sicuramente. Ok, adesso non è difficilissima da trovare, è abbastanza vicina, nascosta ma vicina, quindi adesso andiamo e cerchiamo di farvela vedere anche a voi. Ecco, ci stiamo per infilare nel fitto della vegetazione, per quello che poi non è facilissimo da trovare, perché o lo conosci il sentiero o ti accompagnano. Allora, prima di arrivare vi do due informazioni. Questa Domus di cui parliamo oggi, in realtà dovrebbero essere tre. Cioè, Roberto Leda nel suo libro di censimento archeologico nel territorio del comune di Muravera ne segnala tre, che in realtà sono una Domus de Janas e due tombe a Tafone. Per ora ne abbiamo beccato solo una, anche perché, ripeto, adesso vi mettiamo in sovrimpressione la mappa del PPR, le segna proprio dall'altra parte della montagna. Io l'ho cercata lì ma per settimane non le ho trovate, infatti non le trovavo perché non c'erano, sono da questa parte, quindi siamo quasi arrivati. Ecco, guardate, questo sentiero l'ha fatto Cesare, così come ha fatto anche il sentiero che porta al nuraghe e alla tomba dei giganti, perché diciamo che anche lui è uno dei nostri, un appassionato, ci tiene che queste cose vengano protette e valorizzate. Proseguiamo sotto questo bellissimo, cos'è, un carrubo, un bello meriago, come si... tra l'altro è vicinissimo, quindi che sarebbe bello. Ecco qua in azione. Ok ragazzi, ci siamo, praticamente ce l'ho qua davanti, ma come di consueto prima di farvela vedere un po' di ansia, no? Ok, la faccio vedere. Guardate, faccio il giro prima dalla laguna, così gli stagni di Ferraggi di Colostrai, guardate che bello. Sul monte lì c'è l'insediamento dei Ziantum i Beppi, qua, lì c'è la Torre Salinas con la fortezza punica, lì in fondo vabbè, c'è solo elencare tutti i nuraghi che ci sono da Cabo Busti Grassi, quindi procedo ed ecco qua. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Eccola. Purtroppo è un po' coperta dalla terra, perché durante l'alluvione del 2018 qui è scesa molta acqua, però nonostante la mia circonferenza importante, Cesare non ridere, cercherò di infilarmi dentro. Ve la faccio vedere un attimo da fuori intanto quello che si vede. Mi sono parlato anche alla pila, così cerchiamo di illuminarla e poi cerco di infilarmi. È chiaro che ecco una doppia camera. Vediamo un po', la luce l'ho accesa per vedere. Guardate, questa è la cella,
Dimensioni saranno, guarda, 2 metri di larghezza. L'ingresso poi, questa è l'antecella, l'ingresso per la cella, guardate, scolpito, gli stipiti rettangolari. Adesso io, nonostante la presenza di bestie primitive, ecco qua. Tra l'altro la stanza lì dentro è anche è bella grande. Praticamente saranno, adesso io da qua non so se si riesce a vedere, saranno un po' più grandi di questa. Adesso no, non si vede, ma no. Bella, si vedono i segni di come hanno, guardate, i segni dello scalpello, ma è meraviglioso, guardate, incredibile. Adesso con questo gioco di luci è più facile vederlo perché si vede l'ombra nelle strisciate, guardate, ma che bellezza. Chissà quanto ci hanno messo a farla questa roba. Questo sarebbe bello dargli una sistematina, perché comunque è tutta terra molle, questa che è entrata negli ultimi anni, adesso per far riuscire, è tutto casino. Ecco qua, anche oggi è andata, abbiamo fatto un bel lavoro qua, salutiamo Cesare che ci ha ospitato, ci ha indicato la strada qui per la sua su Zipiri. Seguiteci su tutti i social, siamo su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, fra un po' apriamo anche no, non lo dico. Alla prossima e grazie, ciao!